Nulla è perduto, è il titolo della mostra che dal 4 luglio al 13 dicembre vi attende a Illeggio, un messaggio di speranza in questa ultima stagione di battaglia contro la pandemia che ci mette tutti alla prova. Nulla è perduto anche perché nella mostra di Illeggio vedremo e toccheremo veramente opere ritornate, riapparse, che però non si possono vedere da nessun'altra parte al mondo perché sono state irrimediabilmente perdute. Come può essere quello che sto dicendo? Alcune opere sono state rimaterializzate grazie all'alleanza fra Skyarte e Factum Arte di Madrid. Con studi e tecnologie avanzatissime sono state rigenerate opere incenerite in incendi o bombardamenti o rubate da mani sacrileghe e opere di grandissimi autori, Johannes Vermeer, Tamara de Lempicka, Franz Marc, Vincent van Gogh, Gustav Klimt, Claude Monet e Graham Sutherland. 7 grandi capolavori che a Illeggio vedremo senza saperli distinguere dagli originali perduti. È impressionante. Poi ci saranno opere che sono state rimaterializzate dalla mano straordinaria di artisti del nostro tempo, il San Matteo e l'Angelo di Caravaggio, dipinto originariamente per una chiesa romana, incendiato a Berlino alla fine della Seconda Guerra Mondiale e rinato grazie a un pittore di Helsinki, Antero Kaila, che ha saputo far rivivere Caravaggio in persona, e le vetrate della facciata della cattedrale di Chartres, che rese magnificamente da una bottega di vetrai del nostro tempo, ci permettono di ammirare i dettagli di quei capolavori antichi, duecenteschi, che nessuno potrà ammirare così da vicino nella loro collocazione altissima sulla cattedrale stessa. Infine ci sono opere che si erano occultate, di cui si erano perse le tracce, che sono state ritrovate. A Illeggio tornano per esempio le 2 sculture di Domenico da Tolmezzo del 1492, recuperate dopo 40 anni di scomparsa a Bonn, e torna un'opera ritrovata da poco di un autore dei più importanti della storia dell'arte, un'opera veramente importantissima e bellissima, che vi sveleremo 2 o 3 giorni prima dell'inaugurazione della mostra. Vi aspettiamo dal 4 luglio.